benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella splendida Val Rendena alla scoperta di Caterzone Terme. Il comune si trova a 723 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Marcello Mosca. Benvenuti a Caterzone Terme, è un grandissimo piacere ospitarvi per vedere questo nostro fantastico borgo. È un paesino piccolissimo di solo 700 anime e una delle particolarità del nostro paese è che pur essendo un paese di montagna abbiamo una piana fantastica che è il nostro parco agricolo. Abbiamo ben 8 aziende che allevano una mucca di razza rendena autoctona. E questa mucca non produce tantissimo latte come le mucche della pianura, però produce un latte di qualità superiore perché è una mucca molto robusta. D'estate va nelle nostre malghe, a un'altezza dai 1500 ai 2000 metri, dove durante tutta l'estate vanno al pascolo in questi luoghi che sono straordinari. Abbiamo anche un rifugio di San Giuliano, dove c'è una chiesetta e ci sono 2 laghi, il lago di San Giuliano e il lago di Garzonè. C'è un detto che Caterzone Terme, in dialetto si dice a Cadarcion è sempre festa, cioè a Caterzone è sempre festa, perché noi facciamo una sagra invernale, una sagra estiva e facciamo anche il giorno dopo della sagra il sagrino, cioè un altro giorno di festa per riprendersi dalla giornata di festa. Entrando in merito al nostro paese, abbiamo un borgo all'interno che è fantastico, dove abbiamo l'impianto termale, abbiamo il centro benessere, abbiamo un museo della malga molto bello. L'acqua delle nostre terme è un'acqua ferruginosa che serve principalmente per le vie respiratorie. Abbiamo un campo di golf a 9 buche e abbiamo tantissime altre, tra virgolette, piccole cose che per un paese così piccolo sembrano quasi un miracolo avere tutte queste cose, che sono un po' la cura in modo particolare del nostro territorio. Cioè abbiamo 7 fontane di granito dove scorre l'acqua tutto l'anno, abbiamo 4-5 parchi giochi, un bellissimo campo di calcio. Abbiamo un albergo. Questa struttura è stata acquistata circa 20 anni fa dall'amministrazione comunale, è stata tutta ristrutturata. La cosa molto bella è che è stato ricavato da un palazzo che risale al XIV secolo. Era dei conti, i conti Lodrombertelli, signorotti del nostro paese di quei tempi. State ricavate veramente delle stanze bellissime, c'è anche una cappelletta dedicata a Sant'Antonio.
siamo anche un paese bandiera arancione, riconosciuto tramite il Touring Club fra il borgo più green del 2019 a livello nazionale. E poi un altro palazzo molto ma molto interessante è il Maso Curio, acquistato dall'amministrazione comunale di Caderzone nel 97. Questo maso addirittura risale al XIII secolo e lì è veramente, come era una volta, l'agricoltura di montagna. È uno dei palazzi a livello di fienile, di Maso di Montagna, fra i più vecchi e fra i più ben mantenuti di tutto il Trentino. Venite a Caderzone a trovarci perché è fantastico, ve lo dico anche in dialetto, veni a Cadarcion perché è un posto fantastico e perché a Cadarcion è sempre festa. Con il signor Lucio Mosca andiamo a visitare la bellissima parrocchiale intitolata ai patroni San Biagio e San Giuliano. La chiesa parrocchiale di Caderzone è dedicata a San Biagio e compatrono San Giuliano e la Beata Vergine Maria. L'attuale edificio è stata iniziata a costruire nel 1854 sul posto di una preesistente chiesa più piccola e non più adeguata agli abitanti del paese. È stata demolita e costruita l'attuale. I santi padroni, San Biagio, circa del 200 d.C., era vescovo di Sebaste in Asia Minore. Aveva già fatto dei miracoli prima di morire, il più importante dei quali è stato che una ragazzina che aveva mangiato del pesce le era rimasta una lisca in gola, stava per morire e lui con un miracolo l'ha salvata. E per questo è diventato protettore della gola. La sua ricorrenza è il 3 febbraio di tutti gli anni. E si fa una processione portando la statua in giro per tutto il paese. San Giuliano cade il 9 gennaio, ma siccome abbiamo San Biagio il 3 febbraio, chissà quando, secoli fa, ha capito che non era il caso di fare due feste una attaccata all'altra, l'hanno portato in estate l'ultima domenica di luglio, con la differenza al giorno d'oggi che d'estate qui a Caderzone si arriverà a avere anche 4-5 mila abitanti. Essendo stato via da Caderzone per 30 anni, ho fatto di tutto per poter tornare e rimanere qui. Ed è da 45 anni presto che sono ritornato e sono rimasto qui. E lo amo più di tutto il resto della terra. In uno storico agriturismo di Caderzone Terme con la signora Rosa e il signor Giovanni andiamo a conoscere le tipicità del luogo. Ben arrivati, ho il piacere di
presentarvi la mia azienda qui all'interno della Val Rendena e del comune di Caderzone Terme. La nostra azienda è un'azienda biologica, abbiamo 120 capi di razza rendena, una razza autoctona sia per la produzione di carne che per la produzione di formaggi o di latte più che di formaggi, e qui davanti a voi trovate i nostri prodotti sia dal punto di vista caseario che della lavorazione della carne. Abbiamo il museo dell'arte e l'uso contadino, la nostra stalla, il nostro caseificio aziendale e all'interno della nostra azienda troviamo anche il nostro agriturismo, dove offriamo un servizio sia di ristorazione che di pernotto e prima colazione. E vi volevo proporre un piatto tipico della nostra valle, povero, perché è molto semplice, gli gnocchi di ricotta, in cui all'interno troviamo solo ricotta e formaggio, e proponiamo la stessa cosa però con un ricotta affumicata stagionata che la mangiamo di secondo con delle patate lesse semplici. Così riusciamo sia a valorizzare la terra che il prodotto che abbiamo lavorato. Il mio compito, diciamo, è la trasformazione del latte della famosa razza rendena, la razza autoctona. Viene trasformato in più prodotti. Abbiamo il nostro formaggio principe, che è il formaggio del Maso, un formaggio magro. È stato messo a presidio Slow Food e di questo ne siamo fieri. Abbiamo il Font al Pan, che è sempre un formaggio a latte intero, è la nostra fontina. Poi abbiamo quello prodotto in estate con il latte dell'alpeggio, quindi colore giallo, profumi proprio di alpeggio, di erba naturale, perché la mucca di razza rendena arriva a pascolare per più di 3 mesi all'anno ai 1600-1800 metri. Abbiamo anche della ricotta fresca che viene utilizzata poi in cucina appunto dall'agriturismo. Abbiamo la puina, qui vedete la forma intera come può essere, è una semplice ricotta stagionata e affumicata, però un piatto della cucina tipica contadina, un prodotto povero. Un altro prodotto che viene consumato molto bene sia in cucina ma anche dal consumatore finale direttamente in negozio è il Grand Pan. Non vuole essere nient'altro che un formaggio stagionato 15-16 mesi con una funzione di doppio uso, va bene sia da pasteggio che da grattugia. La nostra azienda, l'agriturismo, il caseificio, si fa promotore anche di un museo e invita tutti voi a venire in visita. Siamo in grado anche di ospitare parecchie scuole durante il periodo dell'anno, perché la fattoria è anche fattoria didattica. Facciamo un piccolo giro turistico, diciamo, all'interno del caseificio, della stalla e infine del museo, per lasciare un ricordo e un insegnamento da parte dell'attività contadina casearia. Vi aspettiamo a Caderzone Terme! E siamo già qui con la signora Ornella Viviani, andiamo a scoprire il Museo della Malga di Caderzone Terme. Benvenuti nel rione Lodron Bertelli, dove all'interno delle ex scuderie si trova
un bellissimo museo, il Museo della Malga di Caderzone Terme. Nella prima sala troviamo diversi tipi di zangola. La zangola era l'attrezzo che veniva utilizzato per fare il burro e ce ne sono di diversi modelli. Passiamo poi alla sala centrale dove troviamo la pesa da latte e da formaggio, troviamo i frangi cagliata che servivano per rompere la cagliata, troviamo altri tipi di zangola un po' più moderni. L'ultimo modello, prima che arrivasse la luce, è un modello che si chiama zangola oscillante, tipo una culla, si oscillava e si faceva il burro. Poi l'ultima sala invece dove troviamo la casina, la casa, lì troviamo proprio la cucina, praticamente la tavola con i piatti, le posate, troviamo il pestasale che serviva per rompere il sale che veniva utilizzato sia per cucinare ma anche per salare i formaggi, e troviamo il focolare per fare da mangiare e il focolare dove si faceva il formaggio con una caldaia molto grande, insomma. Nella casina della Malga troviamo anche il letto del malgaro e del casaro che dormivano nella casina, mentre altri andavano a dormire nello stallone sopra le mucche praticamente. Questi oggetti sono stati ritrovati da Gianluigi Rocca, che è un artista locale. Negli anni 70, quando tutti abbandonavano le malghe, lui girava a cavallo, raccoglieva quello che trovava, ma andava anche a chiedere quello che avevano in casa i contadini, e se questi attrezzi non venivano regalati o li pagava o li scambiava con un quadro, perché lui è anche un pittore. Quindi quando ha saputo che ricostruivano qua, lui ha donato tutto al comune di Caderzone purché si aprisse questo museo. Poi i contadini del paese hanno fatto dei prestiti, tutti gli anni comunque arriva qualcosa di nuovo al museo. Sopra il museo troviamo una sala meravigliosa, sala congressi, ma viene adibita anche a spettacoli, a eventi, mostre, matrimoni, viene usata un po' per tutto. Vi invito a Caderzone Terme, oltre che a passeggiare per il paese o per le montagne di Caderzone, anche a visitare il museo e il borgo, che è meraviglioso. Caderzone Terme è conosciuto per le sue eccellenti terme. Andiamo a saperne di più con il presidente Tiziano Amadei. Palazzo Don Bertelli appunto si inserisce nel contesto del Borgo della Salute Caderzone Terme, dove abbiamo la fortuna, grazie alla lungimiranza dei nostri amministratori del passato e la capacità dell'amministrazione attuale di mantenerla, di avere uno splendido complesso termale. Siamo molto piccoli, lo sappiamo, abbiamo spazi limitati, ma puntiamo a fare qualità e non quantità. Puntiamo a far sentire i nostri ospiti a casa, puntiamo a dargli un senso di calore familiare che probabilmente negli altri centri termali non si può riscontrare. Le terme si inseriscono appunto nel contesto molto omogeneo di Caderzone Terme, un borgo storico che ha fatto del turismo a passo lento un po' la sua bandiera, e appunto si inserisce perfettamente nel contesto delle bandiere arancioni. A Caderzone si viene per il wellness, per le terme, si viene per fare delle passeggiate presso la nostra piana verde che abbiamo preservato, ma si viene per andare in montagna, si viene per giocare a golf, si viene per le piste ciclabili, si viene per tutta una serie di attività appunto a passo lento. La fonte da cui captiamo l'acqua si chiama Fonte Sant'Antonio ed è poco sopra il nostro paese. È una fonte ferruginosa e grazie a questa fonte nel 2004 l'allora amministrazione è riuscita appunto ad aprire la prima parte del complesso termale, dove noi svolgiamo le cure prettamente mediche, ci dedichiamo in particolar modo alle cure idropiniche, quindi comunque all'acqua da bere, piuttosto che alle cure inalatorie,
molto indicate per le vie respiratorie superiori. E nel 2011 a questa parte di struttura prettamente medica è stata aggiunta anche una parte più votata al wellness, e quindi alla parte più ludica del benessere, non alla parte prettamente medicale, presso il quale accogliamo comunque gli ospiti, i turisti, ma anche i residenti della nostra zona, della nostra valle. Vi aspettiamo numerosi presso il nostro Borgo della Salute. Il periodo di apertura per la parte wellness siamo aperti tutto l'anno, quindi siamo in grado di accogliervi da gennaio a dicembre senza soluzione di continuità. La parte prettamente medica è aperta da aprile a novembre. Per tutte le informazioni vi rimando al nostro sito internet. Con il vice sindaco e assessore al turismo Marco Polla andiamo a scoprire altre curiosità di Cadersone Terme. Cadersone Terme, un paesino ad alta presenza turistica dove durante l'anno si svolgono tantissime manifestazioni curate dalla nostra efficientissima Pro Loco, e manifestazioni dedicate alla famiglia, quindi giochi, eventi musicali e degustazioni di prodotti tipici. Però la più importante, il fiore all'occhiello del nostro paese, è la festa dell'agricoltura, una festa che si svolge il primo weekend di agosto e dura 3 giorni. Questa festa è dedicata ai nostri paesani, specialmente ai contadini. Al sabato, al pomeriggio, parte con l'apertura dei mercatini. Ci sono una ventina di casette dove tutti gli artigiani del posto propongono i loro prodotti, poi una sfilata dedicata ai ragazzini con una trentina di asinelli. Alla domenica, la giornata clou, viene organizzata una sfilata con tutte le nostre mucche della razza rendena, sempre una sfilata con carrozze, passando in mezzo a tutto il paese, dove si svolge anche una gara su un pendio dove facciamo rotolare una spressa, il nostro formaggio tipico, e i concorrenti devono inseguirla. Il primo che arriva al traguardo vince, quindi è una manifestazione divertentissima perché ci sono dei ruzzoloni impressionanti e quant'altro. Qui ci sono anche degli artigiani che fanno vedere le loro lavorazioni con i mestieri anche di una volta, come il taglio dei tronchi e le sculture, e poi la sera si passa alla cena. Una cena dove riusciamo a servire a tavola 1600 porzioni di polenta carbonera. Si conclude la serata con un grande falò che i nostri pompieri preparano, un falò delle dimensioni enormi, viene acceso il fuoco e poi continuazione musicale. Una cosa particolare di Cadersone è che siamo molto vicini al gruppo del Brenta e dell'Adamello, quindi per le escursioni estive, e a Madonna di Campiglio e Pinzolo per le escursioni invernali e lo sci, uno dei comprensori più ambiti d'Europa. Cadersone Terme è la mia vita perché non andrei mai via da questo paese. Io vado tante volte
a visitare altri posti molto belli, ma quando si rientra in Rendena è la vita. Cadersone Terme, gioiello della Val Rendena, merita più di una visita per la sua natura, le sue terme e le sue atmosfere. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Cadersone Terme in provincia di Trento. Ciao!